Un saluto ai nostri amici telespettatori. Come vi avevo già annunciato nella puntata precedente, oggi avremmo parlato di alieni. Chi sono gli alieni presenti nella nostra regione? E con noi in studio Paola Beraldo, che è ricercatrice all'Università di Udine, e quindi parliamo di parassitologia e di malattie parassitarie. Buongiorno, grazie per essere qui con noi ancora una volta. Grazie Così per ho l'invito aperto di la nuovo. trasmissione dicendo che oggi avremmo parlato di alieni. Sì. Gli alieni ci sono. Diciamo che per correttezza bisognerebbe parlare di specie aliene invasive, Invasive, ecco. oppure alloctoni anche. No, sono quelle specie animali, in realtà non solo animali, che arrivano da altri paesi e si installano in un nuovo territorio. Questa nuova introduzione non è detto che sia indolore. Ecco, facciamo anche il collegamento, appunto, non è detto che sia indolore, proprio anche per la salute non solo degli animali in generale, esatto, ma anche per l'uomo. Esattamente, perché cosa succede? Chiaramente nell'areale di origine questi animali hanno una certa configurazione per quello che riguarda i loro patogeni là, e chiaramente quando poi arrivano in una nuova area geografica questi potenziali patogeni chiaramente si trasmettono ad altri animali presenti sul territorio e quindi questi possono creare dei problemi. Ad esempio un esempio che insomma, può far riflettere, negli anni passati è arrivato ovviamente sempre per mano dell'uomo il procione. Sì. Il procione è un animale americano che ha un parassita suo caratteristico, che è una ascaride, che può causare una malattia zoonotica, cioè questo parassita si può trasmettere all'uomo. Quando è arrivato in Europa la preoccupazione fu proprio questa. No? Il procione è arrivato con questo parassita che si chiama Bailey ascaris procionis, e purtroppo in Germania ci sono stati già negli anni passati diversi casi di malattia nell'uomo. In questo momento, proprio durante il convegno di cui parlavo nella precedente puntata... volevo chiedere, malattia nell'uomo, che patologia? Allora, questo è una ascaride, somiglia molto per ciclo biologico, per tipologia, agli ascaridi che hanno i cani e i gatti, cioè il Toxocara canis e cati. E la trasmissione all'uomo avviene per ingestione accidentale di uova di questo parassita larvate, cioè che hanno già all'interno una larva viva. Noi lo ingeriamo e quando questa larva schiude compie delle migrazioni all'interno del nostro corpo, e purtroppo queste larve possono arrivare in alcuni distretti molto importanti, come può essere l'occhio, potrebbe essere l'encefalo, oppure fanno delle migrazioni, diciamo, tissutali o eventualmente anche viscerali. Purtroppo nel caso del Bailey ascaris procionis avevamo già altri ascaridi, quindi potevamo fare a meno di questo. Purtroppo quando è arrivato, in particolare in Germania e in Polonia, ci sono state delle casistiche umane, e purtroppo al momento in Italia abbiamo già trovato dei procioni positivi a questo parassita, in particolare nelle foreste casentinesi, quindi diciamo siamo in centro Italia, grosso modo, quindi questo un po' desta preoccupazione. E quindi prestare attenzione se si trovano questi animali, evitare diciamo che bisogna più che evitare il contatto, perché purtroppo queste uova vengono emesse con le feci e hanno bisogno di un tempo di maturazione nell'ambiente, si deve formare, sviluppare, embrionare all'interno la larva, e quindi poi è una contaminazione, si dice, tellurica o ambientale, quindi bisogna fare attenzione quando si tocca in giro, si manipola a terra, si raccolgono cose, sempre di ricordarsi poi prima di mangiare o di toccarsi, di lavarsi le mani. Devo dire che siamo diventati abbastanza bravi igienisti durante il periodo Covid, però queste attenzioni non vanno perse anche quando si toccano gli animali. Anch'io ho dei gatti, io adoro i gatti e chiaramente li tocco, li accarezzo, però prima di fare qualsiasi altra operazione mi lavo le mani. Questo è fondamentale sempre dal punto di vista Quindi igienico. cani, gatti,
meglio lavarsi sempre, sempre, abbondantemente le mani dopo sì, cioè, averli maneggiati. ovviamente sappiamo che atteggiamenti eccessivamente zoofili, così si dice, cioè il convivere molto strettamente con i nostri animali domestici, qualche volta ci fa perdere di vista l'aspetto sanitario, li antropizziamo, cioè sono dei compagni importanti, però ci dimentichiamo che loro mangiano a terra, si leccano fra di loro, oppure insomma si rotolano a terra, quindi è importante poi mantenere un giusto livello di igiene. Quando si toccano bisogna lavarsi le mani, non sarebbe l'ideale dormire con gli animali ovviamente, il letto non dovrebbe essere un punto di condivisione con i nostri animali, anche nel rispetto di questi animali, sicuramente. Senta, stavamo parlando nella puntata precedente anche di nutrie, perché lei mi Sì. ha detto, no, ci sono queste specie aliene. Ecco, questa è un'altra specie aliena che purtroppo è arrivata sempre per mano nostra, ma purtroppo le immissioni di specie alloctone è sempre per mano umana. Sì. Le nutrie sono state introdotte perché servivano per fare le pellicce del famoso castorino. Sì. Però questo roditore chiaramente crea notevoli danni, è particolarmente invasivo in alcune aree, le popolazioni aumentano notevolmente e quindi rappresentano un problema anche nella potenziale trasmissione di malattie. Quindi in teoria c'è una normativa europea che prevede insomma in teoria la eradicazione di diverse specie aliene, di tutte le specie aliene, perché queste possono effettivamente compromettere biodiversità, possono essere serbatoio di malattie anche trasmissibili all'uomo, quindi potenzialmente insomma, ci sono degli aspetti di sanità pubblica che non vanno dimenticati. Quindi dovrebbero essere, sì. Dovrebbero essere gestite, ecco, ci sono diciamo diverse modo. tipologie di progetti che stanno cercando insomma di trovare dei protocolli insomma per poterle gestire dal punto di vista numerico, rispettando ovviamente l'animale, però ricordo che un animale alloctono che arriva in un certo territorio entra in competizione con altre specie, magari con quelle residenti, e questo crea un problema notevole dal punto di vista del mantenimento della biodiversità, della conservazione della biodiversità. Non so, un esempio è la competizione fra scoiattolo grigio e scoiattolo rosso, oppure, non so, il gambero rosso della Louisiana. Ecco, abbiamo interrotto la trasmissione proprio mentre lei stava cominciando a parlarmi del gambero rosso della Louisiana. Il gambero rosso della Louisiana è un grosso problema, anche qua in regione, è stato anche questo introdotto dall'uomo, dall'America per vari motivi, per pesca, per allevamento, poi questo gambero è particolarmente aggressivo, si mangia tutto quello che trova dal punto di vista di uova di anfibi o di insetti, insomma è molto vorace, scava delle gallerie sugli argini dei fiumi, quindi compromette anche la stabilità degli argini. In più, in realtà, siccome è potenzialmente un accumulatore di tossine, ma anche potrebbe essere serbatoio di patogeni, in realtà non può neanche essere, non potrebbe essere consumato. In passato c'è stato un grosso progetto LIFE che ha coinvolto diverse enti qui in Friuli, che era proprio volto all'eradicazione del gambero rosso della Louisiana. Quindi questo è uno degli esempi, insomma, di quanto potrebbe compromettere una specie aliena in termini di biodiversità. Ecco, e sono sempre più frequenti. Sempre più frequenti. Diciamo che la globalizzazione... sempre scoperte, no? Sempre cose nuove. La globalizzazione porta a questo. Ovviamente si può viaggiare, tutti possono viaggiare molto facilmente. Quello che forse magari non facciamo così compiutamente è quello di educare la popolazione, perché anche chi, ad esempio, un altro dei grossi problemi che riguarda
Le specie aliene è la tartaruga, la Trachemis, le varie specie di Trachemis, anche queste tartarughe che arrivano da altri paesi e da noi purtroppo molto spesso chiaramente le persone le comprano, le tengono per un po' di tempo, poi magari creano dei problemi, e poi se ne liberano. e le liberano e purtroppo le liberano in qualsiasi bacino d'acqua insomma presente. Questa Trachemis ovviamente sta compromettendo, a parte c'è una densità pazzesca, insomma è difficile da gestire, ma compromette anche questa la biodiversità, intanto la nostra specie autoctona, la Emis, insomma ne viene compromessa e anche questa molto vorace, aggressiva, quindi serbatoio potenziale di malattia anche per pesci, quindi, ma può creare dei problemi. Quindi lei mi dice sostanzialmente è bello viaggiare, andare, vedere e lasciare sul posto quello che si trova. Assolutamente, assolutamente. Ecco, meglio evitare? Sì, sì, adesso poi ognuno può pensarla un po' come vuole, cioè nel senso Però lei fa il ragionamento dal punto di vista sanitario, quindi non solo sì, è un po' complessivo anche. perché bisogna pensare in termini di One Health e One Welfare, cioè nel senso che ci dobbiamo proteggere la biodiversità, anche educando a far capire alle persone che magari è meglio avere un pesce rosso piuttosto che qualcosa di esotico, un classico pesce rosso con la morfologia classica, piuttosto che avere delle cose particolarmente strane. Anche perché cosa succede? Qualche volta appunto le persone si disaffezionano al pet che si portano a casa e lo liberano. Anche con i pesci lo fanno, no? Allora dice, ah ok, ma io lo libero, lo lascio in natura, ma magari il pesce tropicale ai nostri climi muore, però i patogeni potrebbero sopravvivere e purtroppo essere trasmessi a fauna locale. E questo può diventare un problema. Ad esempio ci sono dei parassiti di pesci che sono assolutamente tropicali, che però si sono adattati qua e quindi questo diventa un problema. Quindi bisognerebbe sempre pensarci bene. Bene, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Mi ha fatto piacere ecco, essere qua. ci ha raccontato delle cose molto, molto interessanti. Io spero di averla prossimamente ancora nostra ospite. Ringraziamo quindi Paola Beraldo, che è ricercatrice all'Università di Udine e abbiamo sentito si occupa di parassitologia e di malattie parassitarie. Grazie per essere stata con noi. Grazie mille Grazie a voi per averci seguito. E con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.